Nel 2010 23 casi, nel 2011 109. Nell'arco di soli 12 mesi le denunce per corruzione e concussione sono quasi quintuplicate e ciò conferma che anche il Veneto è ormai diventato una regione ad alto rischio, dove la zona grigia tra l'illegalità e la legalità diventa sempre più ampia. Spesso per effetto di normative poco chiare e trasparenti, tante volte approvate sull'onda dell'emergenza. Esiste anche un problema di guasti prodotti da leggi sbagliate o da leggi troppo ambigue che possono essere eluse, evitate, infrante. Anche il Comune di Venezia si è trovato ad affrontare un'emergenza analoga alla luce della vicenda Bertoncello, che aveva rivelato l'esistenza di corsie preferenziali per cittadini pronti ad oliare la macchina amministrativa. Noi stiamo riorganizzando i settori che sono stati purtroppo colpiti da questo tipo di problemi e per i controlli ci stiamo attrezzando. La stessa creazione dell'osservatorio su ambiente e legalità è un esempio importante, ma abbiamo bisogno che la rete dei controlli, per esempio in materia ambientale, che fa capo alla Regione, venga potenziata invece che tendenzialmente smantellata come sta avvenendo in questi anni. Analizzare i singoli casi, ma mai perdere la visione dell'insieme. L'analisi condotta dall'Osservatorio Ambiente e Legalità Venezia ha l'ambizione di risalire alle radici della piaga e Bettina si sofferma soprattutto su un punto. Con il taglio delle risorse si finisce anche per tagliare il numero delle verifiche. Questo allentamento del sistema dei controlli è foriero di grandi problemi dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista legale, perché se il sistema si indebolisce, i furbi o i criminali se ne giovano.